Un giovane con il volto semicoperto dalla mascherina riprende con il suo telefonino la messa all'interno della cattedrale di Ceneda. Nel video, che sembra essere stato realizzato di recente, l'uomo bestemmia e insulta i presenti. Uscendo dalla chiesa, lo stesso individuo augura buona domenica a tutti prima di bestemmiare per l'ultima volta. Le immagini sono diventate virali. Dell'accaduto in tanti che hanno partecipato alla messa, a cominciare dal parroco Graziano Denardo, non si sono accorti di nulla. Forse perché non urlate, anche se pronunciate con un tono di voce udibile. Se è accaduto qualcosa sarà accaduto alle 10:30, quella delle 10:30. La diocesi si riserva di valutare se nel video si ravvisino dei reati per cui ricorrono gli estremi per una denuncia. Il vescovo Corrado Pizziolo esprime un profondo rincrescimento per quanto accaduto. Si tratta evidentemente di un atto di disprezzo nei confronti della fede cristiana e di una mancanza di rispetto nei confronti dei cattolici che, proprio in questi giorni, celebrano la Settimana Santa. Da parte sua, Monsignor Pizziolo si rende disponibile ad un confronto con l'autore del video in vista di un auspicato chiarimento. Si tratta di un fatto spiacevole. Io personalmente inviterei questa persona a venire anche a parlare se desidera. Credo che sarebbe utile chiarire insieme anche quelle difficoltà che l'hanno portato a fare questo gesto, che penso non sia bello né per lui né per nessun altro.